Dal verde pubblico al recupero dei vecchi padiglioni fino alla gestione del traffico. Ci è voluto più di un decennio perché si iniziasse a vedere la luce in fondo al tunnel per l'area dell'ex Umberto I, divenuta simbolo di incuria e degrado nel cuore di Mestre ed ora pronta ad una svolta, davanti alla quale però diverse associazioni e comitati chiedono un impegno al comune. Abbiamo fatto un presidio di vigilanza. Questo presidio di vigilanza lo abbiamo fatto per verificare che la consistenza del verde pubblico all'interno dell'area non sia diminuita, a parte le operazioni di sfalcio, e soprattutto chiediamo garanzie relativamente ai padiglioni storici che sono tuttora vincolati da una destinazione urbanistica, che però non sappiamo che fine faranno nel progetto finale, che non è ancora stato presentato. Se parte dell'area è stata acquistata da un privato per una destinazione commerciale, rimangono edifici e competenze per le quali ad essere chiamata in causa è l'amministrazione. Accanto al comitato ex Umberto I, anche le realtà che compongono quartieri in movimento. Anche noi abbiamo spinto appunto per far sì che questo diventasse un luogo, un sito di interesse da parte dell'amministrazione della Giunta, proprio per poter fare 1000 dei progetti che si potevano pensare, da un grande parco in centro città che ci avrebbe fatto sicuramente benissimo, a riutilizzare quei padiglioni e la palazzina dell'ex Coop come luoghi da dare alle associazioni e poter lasciare anche a un nuovo tipo di socialità.